Un incontro tra rappresentanti del sistema sanitario nuorese, istituzioni e cittadini per fare il punto sulla gestione delle malattie e dei tumori rari sul territorio e sulle necessità dei pazienti e delle loro famiglie. L'evento si è tenuto questa mattina a Nuoro, in piazza Vittorio Emanuele. A organizzarlo, in vista del 28 febbraio, giornata mondiale delle malattie e dei tumori rari, l'associazione AK per le malattie rare, le neurodiversità e l'associazione Vivere a Colori, che da ottobre 2021 sta tenendo un sit-in permanente proprio in piazza Vittorio Emanuele per tenere alta l'attenzione sulla grave crisi della sanità nuorese. Una malattia si definisce rara quando la sua diffusione tra la popolazione non supera i 5 casi ogni 10.000 abitanti. In Italia a esserne affetti sono circa 2 milioni di persone, in 7 casi su 10 si tratta di pazienti in età pediatrica, dati da cui sono partite le riflessioni degli operatori sanitari degli ospedali San Francesco e Zonchello, coinvolti quotidianamente nella battaglia alle malattie rare, intervenuti ai microfoni, a partire dal fatto che, essendo poco diffuse, spesso sono orfane di terapie. Con i dirigenti dell'ASL di Nuoro si è parlato anche delle criticità pratiche dei pazienti e di come risolverle, prima tra tutte la necessità di potenziare i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, i cosiddetti PDTA, in modo da permettere ai cittadini del territorio la cura in loco senza essere costretti a sopportare viaggi della speranza. Problematiche legate al motivo per cui l'associazione Vivere a Colori da 4 mesi presidia al centro di Nuoro con il suo camper, la pesantissima carenza di organico nella sanità nuorese che rende difficile per i cittadini, compresi i pazienti più fragili, potersi curare. La richiesta da parte dell'associazione Vivere a Colori è la stessa da mesi, un intervento della politica per indire dei concorsi che portino i medici a Nuoro. Dei concorsi blindati che arrivano